Non una provocazione, ma una presa di coscienza da toccare su due ruote. Una giornata percorrendo la propria città in carrozzina è la proposta avanzata da Luca Lapo, conosciuto anche come DJ Lucchetta, e rivolta ai sindaci e amministratori del Vicentino. È quella di dedicare una giornata intera all'utilizzo della carrozzina da parte di tutti gli amministratori comunali, assessori, sindaci e consiglieri, di dedicare una giornata in carrozzina, cioè spostarsi nel territorio per capire le reali problematiche che ha un disabile nel percorrere il territorio. Obiettivo è quello di far provare per un solo giorno quello che un disabile vive quotidianamente. Solo così, dice Lapo, si potrà percepire la difficoltà che il disabile riscontra nella propria vita. Questa non è un'accusa che deriva che le amministrazioni comunali non fanno nulla a livello territoriale per le barriere architettoniche, ma è un sistema per sollecitare la mentalità delle persone a capire anche le emozioni, lo stato d'animo e le vere difficoltà che hanno, perché una persona sana che attua delle particolarità nelle strade adattando ai problemi fisici di una persona, a volte fanno queste operazioni ma non sanno i reali bisogni e le paure e le sensazioni che hanno. Iniziativa che è già stata sperimentata in alcune zone del sud Italia con diversi primi cittadini e qui nel Vicentino già alcuni sindaci si sono detti favorevoli ad abbracciare l'iniziativa. Sono stati perplessi da questa cosa qua, ma molto felici di provare questa sensazione. Evidentemente quelle poche amministrazioni che mi hanno contattato finora hanno o evidentemente problemi a casa, dunque tante volte, come dico sempre io, per capire i problemi di una persona bisogna anche vivere nella propria famiglia, cioè se uno non ha un figlio disabile non può mai capire le difficoltà della vita, oppure dire meglio, perché queste persone forse hanno dato e capito l'importanza di questa materia. Sarebbe un bel gesto di solidarietà, conclude Lapo nella missiva consegnata ai sindaci. Tutto serve per rendere migliore il nostro quotidiano, anche un giorno diversamente abile.